Amici ed amiche di BPTV, bentornati nel nostro consueto appuntamento del giovedì, l'appuntamento per gli appassionati di calcio dilettantistico, perciò eccoci, o meglio di Serie D, ed eccoci ad una nuova puntata di Calcio Vero, la trasmissione che vuole dare credito a chi questa categoria la compone. Stiamo parlando di allenatori, giocatori e direttori. Oggi qui con me abbiamo un grandissimo ospite e stiamo parlando appunto di Maurizio Borghetti. Come va, direttore? Bene, bene. Buonasera. Ho iniziato questa stagione, diciamo, ai box, però immagino sia pronto per tornare alla carica in corso della stagione che verrà. Ma sì, pronto senza ombra di dubbio, se capita qualche possibilità, assolutamente sì. Invece alla mia destra, come sempre, abbiamo il solito instancabile, inesauribile e regista Jacopo. Come va? Perciò domanda secca, prima, come va Jacopo? Tutto bene, grazie. Non vedo l'ora di sentire il paragone di oggi, chiaramente. No, nella stagione c'è il paragone, c'è la domanda. O c'è il paragone, c'è la domanda, e la domanda vabbè, è scontata, patetica, banale. L'Italia andrà al mondiale? Sì, dai. Sì. A questo giro non si può rispondere diversamente. Chiedevo anche al direttore qual è il pensiero, secondo me. Ci sono tutti i presupposti, però c'è anche una partita da giocare, quindi stiamo pronti a tutto, anche se sulla carta ci sono le potenzialità per risolvere il problema. Sarebbe anche giusto, perché sennò sarebbero 16 anni, perché poi sono 12 più altri 4, sarebbero 16 senza Italia mondiale. Diciamo che io l'ultima volta che ho visto l'Italia nel mondiale avevo 12 anni, perciò credo sia arrivato il momento di rivederla. Nel senso, partirei subito invece con qualche domanda, e visto che lei è sempre stato principalmente responsabile dei settori giovanili, e in Serie D abbiamo tantissimi giovani interessanti. Anche oggi avremo Davide Costa Pisani, che comunque classe 2008 della Pistoiese, uno dei giovani un po' più promettenti di quel girone. Chiedo, da settore giovanile, come si lavora, soprattutto in vista del poi l'obiettivo, che è quello di far crescere i ragazzi per farli arrivare in prima squadra. Sappiamo che ci sono tantissimi talenti spesso, soprattutto in queste zone, nei settori giovanili, e come si lavora per non bruciarli magari, perché molto spesso si fa questo errore che quando qualcuno ha un minimo di qualità viene subito, diciamo, osannato, e si rischia di fare quell'errore lì, giustamente. Ma senza ombra di dubbio forse il principale problema nella gestione di questi ragazzi è che tante volte tutti quelli che girano intorno a questi ragazzi hanno fretta di vederli arrivare, hanno fretta di vederli ottenere dei risultati, e questo non sempre aiuta. È normale che la grande difficoltà che questi ragazzi hanno è il passaggio poi settore giovanile, prime squadre, perché nel settore giovanile comunque ti confronti con dei pari età. Quando fai il salto cominci a ragionare anche e a giocare contro e insieme a gente che ha qualche anno in più, ha potenzialità superiori anche da un punto di vista fisico, e quello è decisamente lo step che devi superare. Se riesci a tener botta, diciamo, in questa situazione, sicuramente sei orientato a poter far bene coi grandi. Poi il discorso di relazionarsi con i grandi non è solo un discorso tecnico e fisico, è anche un discorso, definiamolo, mentale. Tanti ragazzi entrano male negli spogliatoi dei grandi, non sanno farsi voler bene, lo fanno con l'atteggiamento sbagliato, e sono tutte cose poi che fanno sì che il risultato non arrivi. Secondo lei per quale motivo nel corso degli anni, perché insomma è una cosa che sta diventando più frequente nel corso degli anni, i giovani fanno sempre più fatica ad integrarsi magari in spogliatoi dove ci sono degli elementi, comunque dei giocatori un po' più esperti? E forse una volta c'era, definiamolo tra virgolette, parliamo sempre di calcio, ma c'era magari un po' più di rispetto. Adesso secondo me manca un pochino anche questo, ma nello stesso tempo gli spogliatoi sono diventati anche un attimino più giovani. Una volta magari l'età media era 27-28 anni, adesso in Serie D è molto più bassa, quindi onestamente quando un ragazzo che magari ha 17 anni, 18 anni entra in uno spogliatoio si relaziona con ragazzi che hanno 23-24 anni, quel divario secondo me non è così ampio per portare quel genere di situazione. E invece, Nico, scusami, sì, è quasi più il vecchio, passiamo sempre tra virgolette, che fa quasi fatica ad adattarsi agli spogliatoi giovani, mi verrebbe quasi da dire, cioè sì, il paradosso della cosa. L'ha detto lo stesso Rota, abbiamo avuto qua in trasmissione, la prima delle 2 volte in cui è venuto in trasmissione, aveva detto che effettivamente negli ultimi anni era un po', effettivamente la sentiva, perché anche lui aveva voglia di giocare, però era in uno spogliatoio in cui tutti avevano magari 10 anni in meno. Perciò. Ma il fatto è questo, relazionarti con i ragazzi, devi esserne capace sia da giocatore
esperto, sia quando insegni a loro perché sei l'allenatore. Non è cosa da tutti. Ci sono giocatori che sono capaci di essere una guida a parole, ci sono quelli che sono capaci come esempio da seguire durante gli allenamenti, chi riesce a miscelare le due cose, però essere un qualcosa di trainante per un gruppo di ragazzi giovani non è una cosa scontata. Lei appunto lavora proprio come responsabile del settore giovanile e chiedo anche il lavoro, un po', diciamo, lo colgo come occasione per chiedere un po' il lavoro del procuratore, perché immagino quando ho iniziato a lavorare, soprattutto nei ragazzini, non si vedevano così tanto come si vedono adesso, e chiedo se anche questo sta incentivando molto i ragazzi che magari arrivano a 15-16 anni, vedono già il procuratore, comunque è vero, gioca in una società, il settore giovanile però è una società comunque professionistica e si credono spesso di essere già arrivati perché vivono delle pressioni attorno che li portano a pensare questo. Allora, l'argomento dei procuratori è molto complesso dal mio punto di vista. Innanzitutto, rispetto a un po' di anni fa, oggi ce ne sono Troppi. milioni, Sì, non sì, lo sì. so, però ce ne sono tantissimi ed è normale che, essendocene tanti, devono scendere continuamente di categoria per andare a cercare, definiamo così, il ragazzino libero. Il problema è che fare il procuratore non è cosa da tutti, nel senso che tu devi avere delle abilità, perché per me il procuratore ci può anche stare nel momento in cui è quella figura che si relaziona col ragazzo, che riesce a dargli delle indicazioni su cosa deve fare meglio, su cosa deve fare diversamente. Io non sono così convinto che tutta questa gente che agisce dietro il termine di agente procuratore abbia queste capacità. E poi c'è un altro problema, è che tu per prendere in procura, diciamo così, o seguire il ragazzo di turno, non sempre gli puoi dire la verità, gli devi dire quello che lui vuole sentirsi dire, e quindi tante volte gli dici anche che è di più di quello che è, e questo non aiuta, anche perché quando tu hai, tra virgolette, tra le mani, diciamo così, un ragazzo di prospettiva, fai di tutto per non perderlo. E tante volte raccontare le cose come stanno rischia poi di magari andare in contrasto con la famiglia, col ragazzo stesso. E purtroppo queste sono tutte cose che messe insieme creano un qualcosa che non aiuta i ragazzi stessi nel loro percorso. Sicuramente. Invece proprio focalizzandoci su quella che è stata la sua ultima avventura, quella con il Novara, chiedo per quale motivo è arrivata comunque la separazione con un anno d'anticipo, visto che comunque era un accordo biennale e la possibilità di fare un lavoro sul lungo periodo. Guarda, ho iniziato sapendo delle difficoltà che c'erano, ho iniziato con una società nella quale lo Monaco era il direttore generale, quindi io ho avuto a che fare con lui nella scelta, diciamo da parte sua, nella scelta della mia figura per ricoprire il ruolo, e poi al termine della stagione stessa tutte queste figure erano cambiate. La famiglia Boveri era diventata proprietaria, il figlio Federico, direttore sportivo, hanno fatto dei ragionamenti diversi e hanno deciso in questa direzione. Mi è chiaramente dispiaciuto perché avevamo iniziato un percorso, un lavoro difficoltoso, però c'è la possibilità di crescere, anche perché il settore giovanile, pensare di fare tutto in qualche mese o in un anno è impossibile, raccogli i frutti nell'arco di un percorso. C'era la possibilità di fare questo, hanno stabilito che non lo facevano con me, prendo atto e aspetto la possibilità di fare altro. C'è voglia di rimettersi in pista sicuramente, e voglio chiedere però se c'è più voglia di rimettersi in pista come responsabile del settore giovanile o come direttore sportivo, visto che anche questa è una carica che hai ricoperto nel corso della tua carriera. La mia esperienza è iniziata come responsabile del settore giovanile, ho continuato in quello e per tanti anni ho fatto questo. Quindi mi oriento in quella direzione. È normale che facendo calcio cerchi anche di fare quello che ti si può presentare, capito? È chiaro che però ci tengo a precisare, bisogna essere onesti, diciamo. Per me il discorso settore giovanile è uno sport
la prima squadra è un'altra cosa, quindi è anche giusto che una persona scelga cosa voglia fare, perché troppo spesso si vede gente passare da un ruolo a un altro, saltare a destra e a sinistra, e secondo me questo qua è il primo problema che si crea nel calcio italiano, quando non si riesce a separare questi due filoni che hanno problematiche completamente diverse. Ok, e invece iniziando a parlare di Serie D, parliamo proprio di giovani, e perciò chiedo la regola dell'under, se è un promotore o meno, e soprattutto in caso, se questa poi è anche un vero e proprio problema per i ragazzi stessi, perché magari, visto che ha gestito anche dei settori professionistici, si vede togliere dei ragazzi che hanno la promessa di andare a giocare in una Serie D, giustamente perché serve la quota semplicemente, e poi nel giro di 2 o 3 anni spariscono proprio dai radar del calcio. Io ho fatto settore giovanile, dovrei ragionare in una certa maniera, ma io ti dico che per me l'under in Serie D deve essere abolito immediatamente. Il calcio è una questione di meritocrazia, non è lo sport per tutti, e soprattutto si commette un grave errore, quello di continuare a spianare la strada a tutti sti ragazzi giovani togliendogli gli ostacoli davanti. Per me un ragazzo l'ostacolo lo deve superare, non gli deve essere tolto, e purtroppo questa formula qua, secondo me, dopo una ventina d'anni non ha portato dei benefici, anche perché, e faccio una battuta, se ci fossero stati dei benefici dovevamo avere terzini destri e terzini sinistri più forti del mondo, perché con tutti quelli che sforniamo ogni anno in quei ruoli lì doveva esserci... I portieri però resistono, è una gran scuola dei portieri ancora, quello va dato atto. D'accordo, ci può stare e... Sì, no, credo sia semplicemente un fatto storico, in realtà non collegato all'under in Serie D, secondo me. Sì, però purtroppo bisogna entrare nel merito che chi è bravo gioca a calcio, a prescindere dall'età. Oggi per fare una squadra di Serie D ti devi legare al discorso appunto di avere gli under. Quando ho avuto... Siccome sono stato dall'altra parte della scrivania e quindi avevo gente che mi veniva a chiedere, non mi veniva a chiedere il nome di quel giocatore perché gli serviva, mi veniva a chiedere se avevo i 2006, i 2007 o i 2008. Così non è fare le squadre o fare calcio. Poi dopo, quando ti sei riempito di 2006, 2007 e 2008, poi gli allenatori li bocciano tutti perché non sono bravi. Ma è la logica, è la normalità, con tutte le squadre di Serie D che ci sono, con le squadre primavera, con le squadre di Lega Pro che se hanno i 2006, i 2007 bravi li tengono, sì. È impensabile pensare di poter soddisfare tutti. No, infatti poi e questo va a discapito della qualità. Medio, poi delle partite in Serie D semplicemente, anche perché poi non sono soltanto i 3 che giocano titolare, ma anche di pensare alle ipotetiche sostituzioni. Perciò in un gruppo squadra devi assolutamente sì. 8, 9. Ma soprattutto devi pensare a un'altra cosa, che alla domenica ne giocano 3 e magari il problema c'è, ma è relativo. Ma tu alleni una squadra dove ne hai altri 7, 8 che magari non sono neanche di qualità eccelsa. Abbassa il livello dell'allenamento per il resto della stagione. Per forza, ma perché non stimola neanche il giocatore poi non giovane che durante la settimana non ha necessità di andare... Sì, perché nessuno gli toglierebbe il posto. Sì, ma non ha necessità di andare oltre le sue potenzialità, perché il livello non è... E io sono convinto che queste cose qua indeboliscono il nostro calcio. Ma anche banalmente aggiungo questa cosa qua riguardo appunto magari all'allenamento, il fatto di avere questa regola. Adesso faccio un esempio, no? Io sono il 2007 di turno, ok? So che mi gioco il posto alla fine con altre 2 persone, non con 22 persone. Quindi se sono il più bravo dei 3, facciamo questo discorso scolastico, è diverso che dovermi giocare il posto contro 20 persone, no? Cioè è la competizione, Sì, no, il fatto che tu praticamente a luglio sai che tu farai quello, certo, lo farai per tutto il resto dell'anno senza che qualcuno possa cambiare qualcosa, perché poi cambiare te vorrebbe dire cambiare tutta la squadra. Poi i ragazzi sono furbi, non pensare che siano sprovveduti, si fanno i loro calcoli, sanno chi c'è in panchina, chi non c'è. Io ti porto un esempio, guarda, torno indietro nel tempo, ma giusto per... quando ero un ragazzino ho fatto anch'io la Serie D, non c'erano le regole, eravamo una neopromossa e in quella squadra lì c'erano 4 ragazzi con me che potenzialmente, anzi 5, che potenzialmente erano degli under di adesso. All'epoca non c'era il discorso degli under, giocavamo tutti, su questi 5 tutti siamo arrivati a fare i professionisti e uno è arrivato a fare la nazionale.
quindi non c'era necessità degli under, sì. però chi c'era e giocava e si confrontava con gli adulti e meritava il posto in squadra, poi ha ottenuto ha fatto il suo percorso. Si capito? sprona semplicemente di Adesso, onestamente, dopo 30 partite fatte in Serie D, un ragazzo non ha la certezza di avere un qualcosa oltre, perché quelle 30 partite potrebbero non essere, definiamole, reali. Capito? Sì, Infatti sì, poi legato quando totalmente. finiscono fuori dalla regola tendono a scendere di categoria, chiaramente, al posto che salire. Sì, quando va bene, poi dopo ti scontri anche con La realtà è che tu sei convinto di con la poter essere di quel presunzione di livello, essere stato un giocatore di Serie D e non accetti di andare in eccellenza. con promozione, poi, Sì, e poi lì chiaro. finiscono le carriere, si sa. E invece ora possiamo iniziare finalmente a parlare di Serie D, Girone D, e di conseguenza prendiamo la classifica, visto che poi proprio l'altro ieri si è giocato il big match, il recupero tra Lentigione e Pistoiese. Allora, al primo posto abbiamo il Desenzano con 63 punti, squadra che poi anch'essa avrà l'asterisco a partire da questa domenica. Sotto Pistoiese e Lentigione quota 60, Piacenza 54, Prosesto 50, che chiudono la zona playoff. Rovato Vertovese e Pro Palazzolo lì affacciate quota 46, che sperano magari in un passo falso dell'altra Pro per approfittarne, e invece andando giù per poi prendere quelle che lottano per la salvezza. Partiamo da Sant'Angelo a quota 33, Progresso 28, e poi si entra nei playout con Correggese e Sassomarconi a 27, Imolese a 24, Trevigliese a 21 e poi Tropical Coriano 20 e Tutto Coio 7, che ad oggi sarebbero le due retrocesse matematicamente. Partiamo con le solite 3 domande e partiamo con diciamo quella che è un po' più scontata secondo me. Si è tolto un asterisco, se ne metterà un altro, ma quanto pesa un asterisco nel corso di una stagione quando si è arrivati ormai a praticamente 6 partite alla fine, 7 partite alla fine, e quanto può incidere questo asterisco in una squadra e nella preparazione della settimana della squadra? Beh, l'asterisco incide perché hai quel punto di domanda, non sai se potrai avere i punti, non li hai, quindi è una classifica tra virgolette non reale. Però purtroppo l'asterisco c'è, ne devi prendere atto, anche perché se si ragiona sulle prime posizioni sono comunque partite che devi cercare di vincere tutte, perché lì è un attimo perdere punti, e perciò purtroppo c'è e va gestito, insomma. La seconda invece che le chiedo è se Pistoiese, Lentigione e ormai Desenzano sono loro 3 che si giocheranno in campionato, chiedo se voglia di fare delle percentuali su chi poi se lo aggiudicherà. La Pistoiese, da quando ha fatto il cambio di allenatore, credo abbia fatto un percorso Infatti, importante. penso quasi tutte. Oltre alla Coppa Italia. Sì, no, oltre alla Coppa Italia. Oltre alla Coppa anche Italia. Il doppio gestito anche il doppio Il Lentigione mi sembra una squadra che dall'inizio è sempre stata bella costante. E il Desenzano però è primo ed è una realtà che da qualche anno sta cercando di fare le cose in una certa maniera. Le percentuali, do qualcosa in più al Desenzano perché ha dei punti in più. Metto la Pistoiese per un discorso diciamo di blasone, e il Lentigione però rimane sempre la sorpresa che ogni anno c'è e che non devi trascurare. Dai. No, infatti. No, perché poi si sa che ogni anno quando meno te lo aspetti poi la sorpresa se la sottovaluti, diciamo ti frega sempre. Ogni anno poi, una sorpresa sì. c'è che non viene messa in preventivo all'inizio. Infatti. E sicuramente poi anche la dimostrazione della partita dell'altro giorno, dove credo molti pensassero la Pistoiese fosse nettamente favorita, poi in realtà in campo i valori si sono pareggiati come nel corso di tutta la stagione, perché poi siamo arrivati a 7 partite alla fine e hanno gli stessi punti, di conseguenza credo sia. Esatto, anche perché pensa al Desenzano a 63, con l'asterisco rimarrebbe quindi a 63, con Pistoiese e Lentigione che se dovessero vincere le loro rispettive partite andrebbero a 63. A 63 anche loro, quindi avere 3 capoliste, chiamiamole, a 63 punti, insomma. Quando sarebbe la 29esima, perciò a 5 dalla fine, cioè che sarebbe veramente un dato. Questo mi sembra, ragionando sui primi gironi della Serie D, mi sembra quello più combattuto. Anche Vado e Ligorna stanno dando battaglia, però non come in questo modo. Però questo qua anche perché poi perché si parla di certe piazze. Poi si ragiona sui primi 3 posti, come è ovvio che sia, però ci sono Prosesto, ci sono Piacenza che servono comunque a fare. Come in realtà riprendendo tutta Italia, l'avevo detto anche forse nella trasmissione un paio di tempo fa,
anche nel girone F che ci sono Ostia Mare, Teramo e Ancona, Ecco, bravo, anche quello, e sì. stanno facendo un campionato a sé No, sicuramente paragonabile. poi- E sì, comunque no, sono infatti. delle grandi piazze, perché alla fine Teramo, Ancona, No, Ostia infatti, Mare infatti. con Lo la stemare storia con dei il fatto che Rossi. ormai infatti è subentrato De Rossi. Esatto. Invece ora iniziamo a parlare del primo nostro ospite, classe 2008, perciò gioco un anno sotto età, reduce dal Viareggio, stiamo parlando appunto di Davide Costa Pisani, 21 presenze, 64% titolari, 66% dei minuti giocati, e andiamo a vedere anche i numeri nel dettaglio, visto che nel girone è sesto per duelli difensivi per partita di tutto il girone, e invece quinto negli under 25, diciottesimo per duelli totali per partita e il 51% di questi vinti e 8,46 recuperi per partita. Andiamo a vedere anche video, comunque un giocatore che fa in questo caso della fisicità uno dei suoi super punti di forza, secondo me, è un giocatore appunto già pronto forse per la categoria, anche perché è dato a una mano proprio dal fisico, è un giocatore che sta dimostrando di poter stare comunque in un gruppo squadra che è uno dei gruppi squadra più forti probabilmente di tutta la Serie D, grande secondo me qualità soprattutto nel recupero palla e nel tempismo per andare là a prendere, e infatti poi penso che con l'arrivo di Lucarelli ormai è un perno centrale, anche perché poi anche la finale di Coppa andata e ritorno ha giocato da titolare 90 minuti, e poi anche mister Gianni Chedda l'ha messo sotto osservazione visto che si è preso comunque un posto da titolare nella Coppa, nel Viareggio. Detto questo, credo sia arrivato il momento di presentare il nostro ospite, e perciò Buonasera a tutti, ciao Davide, come va? Tutto bene? tutto bene, voi? Tutto a posto, il direttore abbiamo detto prima tutto a posto, il regista tutto a posto, io però ti devo chiedere se riesci a mettere il telefono in orizzontale. Oh, sì, Grazie mille, questa così meglio? è la grande pretesa del regista che abbiamo come ogni volta. Esatto. E invece partirei subito con la domanda, visto che comunque mercoledì si è giocato un vero e proprio big match, e chi meglio di un protagonista sul campo da gioco per chiedere un po' che partita è stata e se pregio poi alla fine il risultato giusto. No, sicuramente è stata una partita molto difficile sotto tutti i punti di vista. Anche il campo piccolo noi ha un po' penalizzato, però loro una buona squadra. Noi forse un po' troppa ansia a giocare questo tipo di partita che non avevamo avuto nelle scorse, come ad esempio ad Ancona. Però siamo comunque stati bravi andando sotto 1-0 col rigore loro a riuscire a recuperarla e anche magari a voler qualcosa di più nel finale. Hai diviso Eh, il campo con Penta a così poca distanza, visto che prima eri compagno e la settimana dopo ti sei trovato di nuovo avversario, e ti chiedo com'è stato vivere comunque anche questa situazione, visto che è abbastanza inusuale. sì, sì, fai conto che io ce l'avevo quasi come compagno di stanza a Viareggio. Sicuramente lui è un bravissimo ragazzo, anche molto forte tecnicamente, fisicamente in campo e niente, un bravissimo ragazzo questo. Ne approfitto anche per farti poi la domanda sul Viareggio. Prima parte ti chiedo se quello del Rie, che il secondo era gol o no, perché poi dei replay non si capiva molto bene se la palla avesse attraversato la linea, sembrava un po' una svista anche del guardalinee. No, anche in campo ha dato quell'impressione che non fosse gol. Poi, vabbè, si sa che non tutti son perfetti, si commettono errori, quindi bisogna accettarlo. E invece poi la seconda curiosità emerge proprio sul valore del Viareggio, perché nel corso delle ultime settimane diversi ragazzi abbiamo chiesto il pensiero anche a Gogliati, che comunque è stato anche lui protagonista nel corso di Viareggio, e ti chiedo come esperienza com'è stata, sicuramente immagino positiva, ma se si è perso un po' quella pill diciamo che aveva prima, e anche voi che poi andate a giocarlo lo vedete sul campo. No, sicuramente è un'esperienza molto positiva, anche da come ti vieni trattato, diciamo, come un professionista vero, hai il fisioterapista disponibile 24 ore su 24 e tutte le terapie disponibili. Sicuramente un po' negli anni si è perso, anche a livello di squadre che partecipano al torneo, il valore del Viareggio in sé, però sicuramente è stata una bellissima esperienza. Io direttore È chiedo un peccato che siamo usciti ai quarti di finale perché sicuramente avremmo voluto fare un percorso migliore. Direttore, chiedo anche a te, effettivamente se questo Viareggio si sta perdendo, e se secondo te c'è bisogno di una piccola riforma, magari
perché effettivamente è un po' svilente magari vedere il Viareggio, che prima era la competizione per i giovani più importante per eccellenza, ridotto comunque a un torneo, diciamo, passatemi il termine, di Serie B quasi, perché comunque le Primavere 1 non vanno praticamente più e di conseguenza si è perso un po' anche quella appeal che aveva prima. Ma sai, tutto nasce da una serie di riforme che sono state fatte, perché una volta il Viareggio era un appuntamento importante, ma era anche il torneo che mischiava, diciamo, i gironi della primavera, no? Quindi avevi il girone a nord, il Sì, centro, sì, sì. e quindi tu eri il Milan, l'Inter, per confrontarti con la Roma, col Napoli, dovevi andare al Viareggio. Adesso con le primavere, diciamo che poi è un under 20 che Sì, non sì, esistono infatti. più, è un girone unico. Tante società non hanno interesse ad andare a giocare il Viareggio, poi hanno cominciato a mandarci l'under 18, che una volta diciamo non c'era, qualche Sì, squadra sì, aveva la l'Under della Beretti, Beretti, ma infatti. poco. E soprattutto c'è stata la polemica del periodo in cui si giocava a ridosso del Carnevale e i campi da gioco erano improponibili, quindi univi la sconfitta al fatto che avevi giocato sul campo brutto e nascevano le polemiche, quindi poi forse è stato il Milan il primo a dire che non andava più, e a catena si sono persi un po' tutti. E poi c'è un grosso problema, hanno allargato a una buona quantità di squadre, però non si possono vedere delle squadre, perché Sì, non prendiamoci in giro, sono tanti gruppi, soprattutto delle africane, che vengono portati da procuratori per mettere in mostra i ragazzi. Quando arrivi a ridosso del torneo, 2 o 3 di queste non si presentano per problemi di visti, capisci che tutto il sistema infatti. perde un po' di valore. di valore e di serietà. Io ho visto giocare la rappresentativa della Serie D, la prima partita che hanno vinto, adesso non ricordo il nome della squadra africana, e mi sembrava un buon gruppo, un buon contesto. Aveva tutte le carte in regola per poter ambire, anche perché questi ragazzi qui, non dimentichiamo che a dispetto magari delle altre squadre infatti giocano si tra i confrontano già con i grandi, quindi un qualcosa a loro favore c'è. Sì, sì. Poi la partita è andata come è andata e vivi anche di episodi. Sì, no, infatti di momenti. E invece tornando sulla Pistoiese, ti chiedo come stai vivendo questa tua prima stagione tra i grandi, appunto. No, per me è stata una bellissima stagione, anche perché io ero partito con l'idea di allenarmi in prima squadra e giocare in juniores, però grazie anche alle amichevoli pre-stagionali sono riuscito a conquistarmi, diciamo, un po' di spazio, e soprattutto anche grazie alla fiducia del mister, del direttore e del presidente, poi ho incominciato anche a giocare delle partite di campionato e pian piano a prender fiducia e a riuscire ad essere ad oggi titolare. E ti chiedo qual è stato il primo momento che ti ha fatto capire che eri arrivato nel calcio dei grandi, se c'è questo episodio magari, visto che comunque giochi anche a Pistoia, che è una piazza che offre anche un certo tipo di calore dal punto di vista del pubblico. No, sicuramente il pubblico è la cosa principale. Son passato da avere soltanto i miei genitori e i genitori degli altri ragazzi a vedere ad avere 2, 4.000, 7.000 addirittura ad Ancona tifosi, e quello lì è sicuramente lo step. E oltre a giocare coi grandi, anche quello lì fa tanto secondo me. E come lo gestisci comunque questo cambio di colpo l'hai detto tu stesso, da magari 50 persone a vedere la tua partita a trovartene 7000, e chiedo anche se magari giustamente classe 2008 le gambe un po' tremano in alcune situazioni. Ah, ti devo dir la verità, a me questa situazione aiuta molto, cioè più persone ci sono, più mi sento carico, con voglia di giocare. Anche quando ero ad Ancona, ad esempio, coi tifosi avversari era ancora più bello magari vincere davanti a loro. Mi ha caricato tanto, a dire la verità, aver dei tifosi. Invece, direttore, hai visto tanti giovani interessanti, immagino, chiedo se c'è stato magari quel giovane che quando c'era da giocare con magari un po' più di pubblico, quando c'era a fare lo step, ha fallito un po' le aspettative, visto nei tuoi tanti anni di percorso. Ma ti dirò, no, non ho in mente qualcuno che si è perso davanti a queste situazioni, anche se è un dato di fatto che giocare davanti a tanta gente è stimolante, ma ti dà anche un certo tipo di responsabilità. Poi tante volte è più bello giocare contro il pubblico avversario, perché
Dicevo spesso mister Melosi che si divertiva ancora di più quando c'era il pubblico avversario Sì, contro. perché non c'è cosa peggiore che prendere palla, magari sbagliare, prenderla di nuovo e sbagliare ancora e sentire il tuo pubblico che Che ti comincia a fare e non è facile, capisci? sì. Però detto questo è una scuola per questi ragazzi e quindi si devono abituare a queste situazioni qua. Certo, ti dico il contrario, mi è capitato di vedere ragazzi capire subito che avevano un certo tipo di spessore perché davanti a queste situazioni qui non si scomponevano minimamente, anzi, e uno di quelli è Bruno Fernandes che poi ha fatto il percorso che ha fatto, infatti, però infatti. in queste cose qua già capivi o già vedevi un qualcosa oltre la normalità. Vabbè, sicuramente poi è un giocatore che immagino sei ancora in contatto Sì, con... io non sono uno di quelli che chiama, però è un ragazzo a modo, è un ragazzo intelligente, quando gli scrivo il messaggio in 2 secondi risponde, però ti ripeto, lui sta facendo la sua No, strada. infatti. Però sicuramente fa piacere avere un giocatore di questo tipo, comunque, aver dato comunque nascita a un giocatore di questo livello. Ma sì, dai, noi inteso come Novara, penso che per lui e per la sua carriera siamo stati importanti, perché siamo stati quelli che abbiamo creduto in lui, che abbiamo fatto uno step anche da un punto di vista economico, che in quel momento non era una cosa scontata per la nostra società, partendo dal presupposto che Bruno Fernandes comunque era stato comunque proposto anche ad altre situazioni, non è che siamo andati a cercarlo Sì, no, nelle faville, nascosto. così. Noi abbiamo creduto che lui potesse fare. Se oggi tu mi chiedi, davi per scontato che arrivasse dove è arrivato, no. Che Sicuramente. aveva qualcosa oltre la media, Sì. sì. Sicuramente poi c'è sempre molto del giocatore stesso. Assolutamente. Per E queste ti dico una situazioni. cosa, ecco, lui era l'esempio del ragazzo intelligente che ha saputo calarsi nella sua dimensione, inserendosi in un contesto di grandi, nella maniera giusta, facendosi apprezzare. Poi quando tu hai tutte queste caratteristiche e sei un buon giocatore, lo stesso giocatore esperto ti aiuta e ti Sì, rispetta. infatti, ti dà una mano proprio a emergere. Assolutamente sì. E invece tornando alla Serie D e tornando appunto da Davide, ti chiedo anche come ti stai trovando con Mister Lucarelli, un altro posso dire, nome importantissimo del calcio italiano, e quanto sta insegnando comunque un Mister che si trova in Serie D ma è abituato anche a gestire squadre di tutt'altro valore, di tutt'altra categoria sicuramente. No, sicuramente è un mister fondamentale da quando è arrivato, anche perché con lui stiamo continuando a vincere, anche se ci sono, diciamo, 2 pareggi che danno fastidio, però no, mi aiuta molto, soprattutto magari nella marcatura uomo con palla laterale mi ha aiutato tantissimo. Poi anche a livello di allenamenti, fa degli allenamenti diversi, si vede che è un mister con esperienza e quindi molto bravo secondo me. Chiedo se, visto che hai giocato anche in settori giovanili comunque professionistici, ti chiedo se effettivamente questa Pistoiese ha ormai messo tutto in ordine, tutte le carte in regola per poter aprire un percorso anche di lungo raggio nel professionismo. Poi sappiamo che il presidente addirittura non si pone neanche il limite Serie C, ma una categoria superiore, e di conseguenza ti chiedo se effettivamente ormai è già tutto in ordine, magari poi non sarà quest'anno, sarà l'anno prossimo, sicuramente ci proverete fino in fondo perché sia quest'anno, ma se c'è tutto per fare, ecco, i professionisti. No, sicuramente il presidente ha messo a disposizione tutto per salire quest'anno in Serie C e l'anno prossimo ha un progetto poi per salire in Serie B. E noi comunque da qui a fine dell'anno ce la mettiamo tutta, sappiamo che con vincendole tutte si arriva comunque a uno spareggio col Desenzano e quindi o il Lentigione e quindi noi ce la mettiamo tutta e speriamo di arrivare in Serie C quest'anno. Perfetto, e allora adesso possiamo andare con il momento del botta e risposta, perciò sono delle domande rapide e delle risposte altrettanto rapide. Partiamo subito perciò con la Pistoiese vince il campionato? Sì, Ok. E invece il primo gol con la maglia orange entro quale partita arriverà? spero prima della fine Ok. dell'anno. Ha fatto più male l'uscita ai quarti di finale con il Rijeka o il pareggio contro il Lentigione? Il pareggio col Lentigione. La soddisfazione migliore che ti sei tolto da quando giochi? E
sicuramente giocare con un pubblico del genere qua a Pistoia è una soddisfazione importante. Qual è il compagno che si veste peggio nello spogliatoio della Pistoiese? Kamal. Siete una delle squadre più... Sai che Rizk mi sa che me l'avevano detto anche altri, vabbè. Anche se ha cambiato maglia, vabbè. Stavo dicendo, c'è del nonnismo in quello che è una delle squadre più esperte del girone D? No, no, nonnismo non ce n'è, c'è sicuramente degli insegnamenti da parte dei più grandi. E invece qual è il compagno con cui è legato di più? Il compagno con cui ho legato di più sono tutti i miei compagni, ho legato tantissimo, però sicuramente stando in casa con gli under, uno dei più importanti è Pellegrino Alessandro. Ok. È meglio uno spogliatoio composto solo da ragazzi giovani o solo da ragazzi esperti? Da entrambi direi, però se devo scegliere ragazzi esperti, Ok. Davide Costa Pisani arriverà in Serie B spero di sì, e in Serie A? altrettanto. Ok. E invece l'ultima, Champions con la tua squadra del cuore o Mondiale con la nazionale italiana? Mondiale con la nazionale italiana. Direttore, aggiungo anche a te, hai fatto anche tu il calciatore, tanti anni, ti chiedo se è più soddisfacente la Champions League con la squadra del cuore o il mondiale con la nazionale, secondo te? Penso il mondiale. Sì, fai gioire tutti. Sai che onestamente, personalmente, magari da ragazzino ero più per la squadra del cuore anche perché c'è sempre quella questione di sfottò tra gli amici così, però effettivamente forse sarà anche il fatto che non si gioca un mondiale da così tanti anni, ora do molta più importanza comunque alla nazionale, cioè credo un po' tutti stiano iniziando a ritornare a dare importanza alla nazionale proprio per quello che è successo, perché spesso tante cose si davano per scontato, invece adesso Assolutamente sì. sta facendo capire che tutto devi conquistartelo, perciò fa un certo effetto. Chiediamo anche al regista, che il regista ogni tanto piace intervenire. Regista, tu sei più da Champions League con l'Inter o... Io dirò una cosa magari un po' brutta, ma io non sono un fanatico della nazionale. Ah no, Mi dispiace. niente. No, cioè, bellissimo. Sì, sì. Allora, da giocatore, chiaramente, giocare per la nazionale è la massima aspirazione, ambizione, credo che un giocatore possa avere, no? Però da tifoso, se dovessi decidere, probabilmente mi prenderei la mia squadra del cuore. Ok, vabbè. Anche perché da interista ha qualche problema. Più da italiano, a quanto pare. Scusati, Milan. immaginavo, però ho detto, boh, era Milano-Juve, ho detto faccio la domanda. Vabbè, e ora invece andiamo a prendere il prossimo turno di campionato, anche per fare un po' il punto su quelli che saranno i match di già domani, più diverse squadre in campo, ma più che altro dopodomani. Progresso Pro Palazzolo, Cittadella Vis Modena, Sasso Marconi, Crema Rovato Vertovese, Lentigione Piacenza, Prosesto Imolese, Sant'Angelo Pistoiese, Trevigliese San Giuliano City, Tutto Cuoio Correggese, Tropical Coriano contro il Desenzano che poi si giocherà invece l'8 aprile. E parto proprio, Davide, ti chiedo la partita con il Sant'Angelo, non so se hai mai avuto modo di sia l'andata alle viste, ma sicuramente è un altro pubblico caldo, uno dei più caldi che abbiamo qua in Lombardia nel calcio dilettantistico sicuramente, e ti voglio chiedere un po' se avete idea di che tipo di clima vi aspetterà comunque a Sant'Angelo e che tipo di partita sarà. No, sicuramente sarà un clima importante, tifosi dalla loro parte, però la partita, ci son pochi risultati da fare da parte nostra, ce n'è solo uno adesso in questo momento. Quindi noi andiamo lì con tutta la voglia di vincere e tutta la grinta che serve per portare a casa i 3 punti. Chiedo se questo asterisco comunque che si era creato in questo periodo anche, vabbè, non per colpa tua direttamente, però per il fatto che c'era il Viareggio un po' ti ha destabilizzato oppure o nello spogliatoio comunque ha portato magari anche dei pensieri oppure è andato tutto tranquillo e liscio. No, a dir la verità è andato tutto tranquillo, aspettavamo la gara con ansia lo stesso, quindi tutto Sì, sì. tranquillo. Perfetto. Detto Io posso questo, fare una vai. domanda? Se si ispira a qualche difensore nello specifico, qualche giocatore nello specifico nel quale si identifica magari. Ehm, il mio idolo è Cristiano Ronaldo, difensori che mi ispiro forse Walker, Ok. quello che giocava al City. Sì, sì, sì. Sì, sì. L'ex Milan. L'ex Milan del direttore, ormai ora. Sicuramente un bel paragone, si può dire apertamente. Sì, anzi,
Mi aspettavo di più da questo giocatore nel Milan quando c'è stato. Mi ha un pochino deluso perché pensavo potesse essere un giocatore più importante. Poi che è arrivato in un momento della carriera che era un po', diciamo, sì, che meglio l'aveva dato. Diciamo, fra tutti non è stato sicuramente il suo momento, il momento migliore, diciamo, dai. Non ce lo ricorderemo per la parentesi al Milan, Walker, diciamo questo. Detto questo, io posso ringraziare Davide per essere venuto qua ospite in puntata, augurargli buona fortuna per il match contro il Sant'Angelo e ci vediamo il prima possibile. Grazie mille. Grazie mille a voi, buona serata. Direttore, io ora questa domenica non so se ha già dei piani, visto che non c'è, comunque si gioca solo il dilettantismo e la Serie C logicamente, però se potesse scegliere un match del girone D qual è che andrebbe a vedere? Lo mettiamo in grafica. Sant'Angelo Pistoiese non è una brutta partita. Una brutta partita. Io potessi scegliere andrei a vedere Lentigione Piacenza. Certo. Vabbè, mi prende big match. Lentigione Piacenza non è da meno. Non conosco il contesto Lentigione, nel senso so chi è la proprietà, so che genere di rapporti ha anche con la Reggiana e via dicendo, però non conosco il contesto, quindi non so come... È una squadra solida, si può dire. L'ambiente, lo stadio, il campo, non so... molto tranquillo, però sicuramente i tifosi del Piacenza andranno come tutte le volte. Come i tifosi della Pistoiese. Infatti, magari la Pistoiese un po' di più essendo il big match, però anche il Piacenza, visto la situazione, ha comunque la possibilità di non riaprire il campionato, perché ormai credo la distanza a 9 punti dalla prima sia effettivamente troppi, ma di darsi anche una soddisfazione personale, visto che poi tutti gli scontri diretti hanno fatto un po' fatica in corso di questa stagione, quelli di Piacenza, e l'abbiamo avuto anche il mister lunedì, la possibilità per aprire il percorso anche su quella che sarà la nuova stagione, visto che Franzini comunque un accordo su biennale buttare le basi già adesso Piacenza è una piazza che deve ambire a un livello superiore, è qualche anno che... Ma lavora anche ormai, io credo, dimostra di lavorare anche a livello superiore. Poi è logico, non è che i giocatori li puoi comprare, ma poi scendono sempre loro in campo. Certo, assolutamente sì. E invece chiediamo anche al regista qual è la partita che vorrebbe vedere. Dai, Lentigione Piacenza. Oggi sei quasi scontato. No, per forza, perché poi nelle zone basse non c'è la partita, sai, quelle che piacciono a me da alta tensione. Sono tutte un po' classifica alta contro classifica bassa, quindi... E invece ora iniziamo a parlare anche di girone B. Per farlo però prendiamo la nostra solita classifica. Eccola qua. E andiamo con la Folgore Caratese quota 57, ormai praticamente viaggia spedita verso la promozione dei professionisti. Milan Futuro e Chievo Verona 46, la Leon 45 e il Villavalle 44 chiudono i playoff, con la Casatese Merate 43, il Brusaporto 42 e lo Scanzo Rosciate, che penso sia la vera sorpresa di questo campionato, almeno fino a questo punto. Virtus Ciserano Bergamo quota 40, Caldiero 39, Oltrepo 37, Castellanzese 36 e la Real Calepina, che apre la zona playout proprio sempre a quota 36, Breno 30, Varesina 28, Pavia 28 e Nuova Sondrio invece 23 e Vogherese già retrocessa automaticamente in eccellenza, attualmente a quota 8 punti con 6 di penalizzazione. Io inizierei a parlare subito, visto che anche come orario siamo già pronti, perciò inizierei a parlare subito di quello che è il nostro prossimo ospite. Stiamo parlando di Soufiane Aoufadi, calciatore classe 1999. Andiamo a vedere i numeri nel dettaglio. Oh sì, scusatemi, arrivo subito. Regia, dai, un po'. Eccola qua. 27 presenze, 7 reti, un momento di forma incredibile, perché non tanto il 63% dei minuti giocati, ma le 4 reti nelle ultime 4 sfide. Ma andiamo a vedere anche i numeri nel dettaglio, visto che è sesto nel girone B per tiri per partita, top 20 del girone per dribbling riusciti e decimo invece per duelli aerei per partita, perciò è un giocatore che comunque sa svariare su tutto il fronte attacco. Lo vediamo anche a video, visto che soprattutto sa fare la punta, sa fare l'esterno, ottimo in 1 contro 1, secondo me è un gran colpitore anche di testa, visto che comunque sono già 3 le reti messe a referto nel corso di questa stagione con il colpo di testa, l'ultima proprio domenica contro l'Oltrepo, e poi nel corso di questa stagione appunto sta variando tanto anche grazie all'innesto poi che è arrivato di Brajdic, ma è un giocatore che non so se il direttore conoscevi. No, onestamente... È un giocatore comunque che dall'eccellenza aveva fatto la D, poi ha fatto qualche stagione in eccellenza di primissimo livello, ora è tornato in D e si sta mettendo in mostra. E detto questo, poi secondo me è anche molto bravo nell'1 contro 1. Ora però penso sia arrivato il momento di introdurre il nostro ospite, e perciò salutiamo Soufiane. Ciao Soufiane. Buonasera a tutti, grazie mille per l'invito.
Grazie a te. Grazie per le parole. Grazie a te, ti chiedo, allora io vedo già che lo schermo è in orizzontale, però devi togliere il blocco a schermo perché sennò rimane in verticale. Ok, Grazie perfetto. mille, grazie mille. E allora Grazie. partirei subito, visto che siete la squadra con il miglior rendimento nel girone di ritorno. Abbiamo visto anche il vostro mister. Lui ha detto apertamente che la scintilla era scoccata dopo la partita con la Real Calepina e chiedo se anche a voi nello spogliatoio, diciamo, c'è stata questa impressione e questo appunto cambio di marcia. Sì, sì, diciamo che dopo quella sconfitta così brutta, immeritata secondo me, però ci ha lasciato anche la consapevolezza che potevamo giocarcela con tutti, fare punti con tutti e dovevamo migliorare soprattutto sull'aspetto del raccogliere i frutti del nostro lavoro, perché nel girone d'andata le prestazioni sono sempre state buone, purtroppo però è sempre mancato quella cosa lì, alla fine partita prendavamo gol, a fine partita pareggiavamo, il dettaglio diciamo che andava sempre a sfavore, quindi ci siamo messi lì, abbiamo lavorato per migliorare questa cosa qui e piano piano stiamo raccogliendo qualcosina, dai. Qualcosina mi sembra quasi riduttivo, nel senso, visto il rendimento nell'ultimo periodo, e chiedo quali sono i punti di forza della squadra che comunque vi hanno permesso di fare questo step. Secondo te, dove avete trovato questi punti di forza, dove avete trovato le vostre certezze, in quali reparti magari? Ma io credo che il punto di forza di questa squadra sia la fame e l'umiltà di aver sempre la fame di andare su ogni campo a lottare per cercare innanzitutto di non prendere gol e di portare a casa un punto e se va bene di portare a casa i 3 punti. Quindi partiamo sempre con il presupposto che siamo i signori nessuno, come dice il mister, siamo i neopromossi e quindi dobbiamo sempre ricordarci da dove partiamo, da dove arriviamo e che dobbiamo dimostrare a tutti quanti a maggio, quando si tirerà la riga, perché ancora adesso non abbiamo fatto niente per noi. Cioè, la nostra mentalità è quella di lavorare sempre duro, cercando ogni partita di fare il meglio anche in queste ultime 6 partite. Finché non finisce la stagione, per noi non è ancora niente scritto, niente di certo. Sicuramente siamo consapevoli che stiamo facendo bene, ma dobbiamo continuare fino alla fine, fino al 3-4 maggio, quando è l'ultima partita, per cercare di lasciare sotto più squadre possibili e di avere la soddisfazione di poter smentire tante voci che si dicevano all'inizio. Ecco. E ti chiedo anche qual è il rapporto proprio con il mister, perché sappiamo essere un vero e proprio condottiero, un mister che porta a dare il 100% ai suoi giocatori. Comunque, il secondo anno che sei con lui, ti chiedo come ti stai trovando. No, col mister mi sono trovato bene fin dal primo colloquio. Mi ricordo che mi chiamò ad agosto e io ero di rientro da un infortunio grave, ero al 4 mese da rientro al crociato, quindi mi ha preso rotto praticamente. Lui e il direttore Campi che mi chiamò qualche settimana prima. Quindi devo essere solo grato per la fiducia che mi hanno dato sia il mister che Campi, mi hanno sempre dato la tranquillità massima per recuperare al meglio e da lì piano piano mi hanno dato la fiducia che mi serviva e io credo che la dote del mister sia quella del tirare fuori le migliori capacità di ognuno di noi e su questo penso che sia bravissimo, ti tira fuori il meglio, quindi penso che anche con me ci stia riuscendo. Lo seguiamo tutti perché pensiamo sia un punto di riferimento e secondo me tanto merito anche suo, è suo perché comunque ci tiene sempre sul pezzo e non vuole mai che abbassiamo la guardia. E quindi nulla. Poi a prescindere dal campo abbiamo un rapporto speciale per ciò che è successo l'anno scorso, per comunque la grandissima annata che abbiamo fatto, conclusa dalla finale playoff vinta a Sestri Levante. Mm. Quindi a prescindere da quest'anno, già dall'anno scorso c'è un rapporto speciale con lui e con il gruppo squadra dell'anno scorso. E invece dal Ecco. punto di vista personale, questo è un ritorno in Serie D dopo le prime stagioni, quelle con il Ciserano Bergamo. Ti chiedo quanto è cambiata la categoria, se è cambiata e soprattutto come è cambiato il tuo approccio alla categoria dalla prima esperienza a questa qua.
Ma sicuramente quando feci il mio esordio in Serie D e avevo 18 anni, 17 anni, ero giovane, mi sentivo ancora meno consapevole dei miei mezzi e quando sei giovane il tempo passa veloce, ti danno i consigli eccetera, ma non li prendi al volo perché comunque sei giovane e pensi che ci sia tutto il tempo possibile per poter giocare, per poter arrivare, invece il tempo vola, poi ti ritrovi in eccellenza perché poi funziona così quando comunque non riesci a dimostrare. E nulla, il mio ritorno, io ci tenevo tanto a tornare perché comunque volevo dimostrare a me stesso che ci potevo stare dentro e nulla, quindi piano piano mi sto togliendo qualche sassolino dalle scarpe, ma devo lavorare tanto ancora perché so che posso fare tanto e dare tanto alla mia squadra e nulla, sicuramente l'approccio con più consapevolezza sia dei miei mezzi sia dei mezzi della nostra squadra che sicuramente elogia le qualità di ognuno di noi e le mie qualità soprattutto. Direttore, invece, giustamente parlando sempre di ragazzi giovani, chiedo qual è il consiglio che più ha utilizzato magari nel corso dei suoi anni di carriera, che di solito funziona sempre con un giovane. Ma in particolare i ragazzi devono ascoltare. Tante volte lui dice che certi consigli li ha lasciati andare perché pensava di avere tempo. Sicuramente anche questo è vero, ma tante volte i consigli vengono lasciati andare perché pensi di saperlo già o di saperne anche di più. Se un ragazzo riesce ad avere l'umiltà di seguire queste cose, poi deve avere anche l'abilità e l'intelligenza di filtrarle queste cose e quindi riuscire a prenderne i lati positivi, però deve ascoltare, non c'è cosa peggiore di un ragazzo che non ascolta. Ok, sicuramente è, secondo me, una cosa giustissima e infatti spesso i giovani poi si torna sempre al solito problema che magari non ascoltano abbastanza e poi è sempre il classico cane che si morde la coda. Sì, ma attenzione, il non ascoltare lo inquadro anche in un... Cioè tu quando parli a un ragazzo, anche se lui ti dice di sì, tu capisci se lui Sì. te lo Se sta è dicendo collegato veramente oppure no, capito? Ed è questa la differenza. A me è capitato... Sì, vabbè, non parliamo da giocatore, ormai sono passati tanti anni, parliamo da responsabile di avere a colloquio un'infinità di ragazzi e ti accorgi chi ti ascolta e chi no, anche se tutti ti dicono di sì. Ormai immagino li riesca passi il termine, a sgamare nel giro di 3 parole. Sì, ma sono furbi, Sì. sono furbi e arrivano preparati Sì. e quindi sanno come devono gestire le cose, cosa devono rispondere. Per quello che ti dico, l'ascoltare ha una sfumatura particolare. Sì. Perciò secondo te consigliati più in quel caso dai procuratori o dai genitori stessi? O sono loro che... Allora, ti ripeto ancora, loro non sono i ragazzi di 30 anni fa o di 20 anni fa, perché questo fa parte dello sviluppo di tutto quello che è. È chiaro che i genitori non sanno stare al loro posto e ti porto un esempio. A me è capitato tante volte di spiegare questa cosa al genitore, cioè tutti si affidano, ragioniamo su ragazzi più giovani, si affidano ai procuratori, va bene, e io sono da responsabile di un settore giovanile sono più contento perché quando parlo con un agente o un procuratore posso essere più diretto, parli con un genitore, parli sempre di suo figlio, quindi a me sta bene parlare con un agente perché se devo dire che il ragazzo non va bene, che il ragazzo non è all'altezza, quantomeno dal mio punto di vista, glielo dico. Il problema di un genitore è che poi dopo però non crede alle cose che la gente gli riporta e quindi viene a sua volta a chiedere. E allora io devo fare il doppio, hai capito qual è il problema? Quindi tu mi dici, i genitori non sanno stare al loro posto, cioè loro stanno al loro posto quando le cose vanno bene, ma quando non vanno bene poi vogliono mettere becco anche loro, non si fidano, non è giusto, devo parlare io e allora poi dopo... si va al di fuori dalle proprie responsabilità, capito? Sì, sicuramente. Invece, tornando da Sofiane, chiedo, visto che sono 7 reti, 4 consecutive, cos'è che è cambiato? Se è cambiato qualcosa magari nell'approccio alla gara stessa, magari anche l'intervento in attacco comunque con l'arrivo di Brajdic, che ho visto anche con l'oltrepote è spostato un po' più sul lato, e se è quello che ti sta dando una spinta in questa finale di stagione.
Ma sì, diciamo che a partire dal girone di ritorno il mister ha deciso di provarmi come mezzala a destra o come a volte esterno alto, dato anche comunque l'arrivo di Braidic, per sfruttare tutte le qualità degli attaccanti che aveva e per non sacrificare nessuno dei tre, compreso Belloli. E quindi nulla, a me va bene, mi piace come ruolo, anzi sono anche più nel vivo del gioco. Sicuramente c'è una fase difensiva da fare maggiore, però mi piace perché mi piace adattarmi. Penso che al giorno d'oggi bisogna saper fare anche quello, i ruoli credo che non ci siano più. E infatti gli devo questa cosa al mister, perché comunque non avrei mai pensato di poter fare la mezzala l'anno scorso, o comunque anche solamente inizio anno, e invece mi sta piacendo. E niente, riguardo ai gol invece io ci credo sempre, e poi le occasioni a volte arrivano, a volte non arrivano. Quando arrivano bisogna farsi trovare pronto. E nelle ultime 4 partite mi è andata bene e spero di continuare su questa riga. E invece voglio chiederti anche, questo è il discorso che abbiamo provato a toccare anche con il mister lunedì, allenarsi la sera comunque è particolare, ormai in Serie D si può dire che il 90% delle squadre non lo fanno più, vivono il calcio come un vero e proprio lavoro. E com'è da calciatore che poi comunque fa tutte e due le cose, far quadrare il tutto, riuscire a gestire sia il lavoro che diciamo poi l'allenamento e soprattutto avere le forze mentali per riuscire a lavorare in tutti e due i casi al meglio, visto che non è affatto semplice. Ormai credo in Serie D tutti lo facciano come lavoro proprio perché il dispendio fisico e comunque le richieste sono quasi ormai quelle dei professionisti. Ma sì, allora io credo di essere fortunato sotto questo aspetto perché arrivo comunque da 4 anni in eccellenza, quindi diciamo che non mi è pesato tanto il fatto di continuare ad allenarmi la sera e di lavorare anche. Per fortuna il mio lavoro mi permette di poter gestire le due cose. Io lavoro anche in palestra e quindi diciamo che mi permette comunque anzi di unirli insieme e di farmi trovare pronto anche sotto l'aspetto fisico maggiormente, perché lavorando comunque in palestra ho la possibilità di fare anche degli allenamenti extra, eccetera. Però sicuramente credo che, come diceva il mister, il nostro lavoro che facciamo, oltre all'allenamento, guardando quello che stiamo facendo, valorizza ancora di più il lavoro che stiamo facendo, perché comunque tanti parlano di miracolo, ma come dice il mister c'è tanto lavoro dietro, arriviamo da tanti 3-0, e quindi io credo che dietro a questo bel risultato che intanto stiamo ottenendo, perché ancora niente è certo, ripeto, per noi mancano 6 partite, vogliamo affrontarle con il piglio giusto fino alla fine. C'è dietro tanto lavoro, ecco, e quindi sacrifici, momenti no, batoste che abbiamo preso e nulla. Quindi speriamo di arrivare alla fine sempre così e nulla. Mancano 6 partite, 6 finali. Sì, sicuramente. E invece anche il direttore chiedo se effettivamente questo tipo di calcio è sostenibile secondo te in Serie D e se effettivamente ormai tutte le squadre sono diciamo, professionistiche, perciò anche in Serie D andrebbe diciamo, attuata magari una riduzione delle squadre perché sono effettivamente tante, poi ogni anno si sa, penso almeno una mano di squadre scompare, un 5-6 squadre ogni anno scompaiono proprio per i vari impegni comunque che devono sostenere o se effettivamente diciamo magari il calcio in Serie D deve essere ancora un po' più quello, tornando indietro, quello che fanno l'altro 10% delle squadre. Ma sai, è giusto che una squadra gestisca la situazione in base alle sue potenzialità. Sarebbe molto peggio se una realtà come lo Scanza Rosciate facesse un qualcosa che non è nelle sue corde, otterrebbe risultati molto minori. Oggi loro hanno trovato un punto di equilibrio, hanno trovato un qualcosa che riesce ad andare oltre al fatto di allenarsi alla sera a dispetto di chi si allena al pomeriggio. È chiaro che in una certa parte di stagione allenarsi al pomeriggio alla sera può essere relativa la cosa, è in un'altra parte di stagione, quando fa freddo, quando magari sfruttare le prime ore del pomeriggio per avere il campo nelle condizioni migliori ti aiuta a lavorare meglio e magari questa cosa poi dopo la ritrovi, però
il calcio è abbastanza vario e pittoresco, in senso buono, che dimostra che anche una realtà come lo Scanzarosciate, che gestisce le cose in una certa maniera, riesce a ottenere dei risultati. Sì, sì, perfetto. Ora invece possiamo andare con il nostro secondo giochino, che è il quizzone, perciò sono 7 domande e poi di conseguenza 7 risposte che devi indovinare. L'obiettivo è far 7 su 7 e partiamo subito con: quante reti ha messo Referto in Serie D? 14. Giusto. Poi questa è multipla, perciò ti do anche le relative proposte di risposta. Se ti chiedessi quante partite invece hai giocato in Serie D: 100, 105, 97 o 103? 103? 105? Beh, di poco, di poco. E invece, qual è il calciatore più esperto dello Scanzarosciate come età? Badara Aline Gueye. Giusto. Quanti punti avete fatto l'anno scorso in campionato? 74? Giusto. E invece con quale squadra il mister Del Piano ha vinto la Serie D? Castiglione? Giusto. Ma questa non me l'aspettavo. Poi abbiamo la domanda sul direttore, cioè sull'ospite, una squadra e le due in cui ha militato, in cui ha militato nel professionismo e, cioè Serie C, sono tutte e due in Lombardia, per darti una mano, ne basta una. Non era neanche nato. Però sono in Lombardia, comunque sono delle piazze comunque abbastanza importanti. In Lombardia ci sono passate praticamente... E lo so, però sono piazze importanti, dai. Una delle due spara. Dagli due alternative, dai, aiutalo. Brescia o Lecco? Brescia? No, Lecco. Ha giocato male, questo era il rigore, destra-sinistra, gliel'ha parato. E l'ultimo invece, la domanda del regista, che tutti si aspettavano il santo patrono, invece no, cambiamo. Quali sono le 12 province della Lombardia? Questa è di cultura generale. Bergamo, Sì, Milano, sì, Pavia, sì, Brescia, giusto, Lecco, giusto. E ne manca ancora un po', Sì. eh, Pensa alle trasferte, dai. sì. Sondrio. Sondrio, bravo. Hai visto? Di queste due sono in Serie A? Como, Como sì. Verona. No, Chi ha detto? Verona. Ah no. No, Verona non è Lombardia. Comunque in Serie A anche l'altra che manca, però più o meno non è tanto distante in realtà da Verona. È anche simile al nome. Crema. Cremona. Vai, dai. Poi non andiamo oltre perché comunque mancano Mantova. Monzalo di Mantova mancavano. E Varese. Vabbè, detto questo, comunque questa era difficile. No, questa però. era difficile, ma perché di solito chiediamo il santo patrono della città dove gioca il giocatore. Solo che ormai si è sdoganata questa cosa, tutti vengono arriva preparati e allora C'è non lo anche da facciamo dire più. che però non lo Nicola, facciamo più. una domanda a 12 risposte non l'avevi mai Vabbè, fatta. però è il 12 sono quesito fatte. di geografia, nel senso. Certo. Anche perché arrivava da una domanda prima che era impossibile. Esatto. Ma infatti, però quello è sempre. Chi lo sa che c'è la domanda dell'ospite, perciò. Vabbè, detto questo, possiamo passare al prossimo turno. Prossimo turno, via. E allora partiamo con Vogherese Pavia, che si giocherà sabato alle 6:30. Poi Brusaporto Chievo Verona, Castellanzese Scanzo Rosciate, Folgore Caratese Caldiero, Nuova Sondrio Virtus Ciserano Bergamo, Oltrepo Breno, Varesina Leon, che anche questo si giocherà sabato, cioè domani. Villavalle Casatese Merate e Real Calepina Milan Futuro, che invece si giocherà l'8 di aprile perché il Milan Futuro ha diversi giocatori comunque impegnati con le nazionali. Arriva la Castellanzese, una squadra che dal punto di vista del rendimento del gioco offerto comunque magari è un momento di difficoltà, e perciò di conseguenza quanta voglia c'è ancora di conquistare altri 3 punti che poi ormai penso mi porterebbero forse più a sognare i playoff probabilmente che i playout. Sicuramente sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra con giocatori importanti, con un mister importante, io l'ho avuto anche, Del Prato, e quindi sicuramente prepareremo la partita per andare lì a fare guerra come abbiamo sempre fatto, ma non diversamente dalle altre partite. Penso allo stesso modo
Quindi, e come dicevo prima, di fare comunque queste 6 partite, compreso Castellanza, per cercare di raccogliere il maggior numero di punti e magari, chissà, guardare a qualcosa in più. Però finché non abbiamo la matematica salvezza, Pensate solo a quello. dobbiamo Perciò pensare a quello e avere l'umiltà di lavorare come se non fossimo salvi, di giocare come se non fossimo ancora salvi per cercare di raggiungerla al più presto e poi, se avanzeranno 1 o 2 partite, divertirci. Però faccio una domanda che poi chiaramente adesso non mi aspetto che l'ospite mi risponda sì, certo, ci pensiamo già di essere salvi, no? Però dentro chiaramente un po' di considerate già salvi, lo possiamo dire? Si può dire? No. Ma ti dico la verità, il mister ci massacra su questi concetti qua e finché non abbiamo la matematica salvezza ci fa ragionare solo in un modo. Quindi davvero anche i ragazzi, non lo dico per fare il finto umile o altro, ma veramente penso che anche nel nostro spogliatoio la mentalità che si respira è quella e forse questo è il gran merito di ciò che abbiamo fatto. Pensare sempre che siamo i signori nessuno, come ci dice sempre il nostro mister, e cercare di andare ovunque per cercare di fare punti, ma con una mentalità ben precisa, ecco. detto questo, io sono a posto e anzi ti auguro buona fortuna per il match di questa domenica contro la Castellanzese, comunque una partita complessa, poi si sa che la Castellanzese è sempre, diciamo, un po' un cane rognoso da affrontare in Serie D e di conseguenza ti auguro buona fortuna e anche buona fortuna per il resto della stagione. Grazie mille per essere passato da BPTV. Grazie a voi per l'invito e buona serata. Direttore, invece, io l'ultima curiosità ti chiedo, appunto abbiamo visto, hai detto che hai visto tanti giovani che poi si sono affermati nel calcio, ti chiedo la tua top 3 dei giovani che più ti sono rimasti, diciamo che poi hanno fatto la miglior carriera, secondo te i migliori giovani che hai visto comunque come... Beh, diciamo che la mia fascia di età nel momento, diciamo, più importante a Novara va dai 93, diciamo, ai 2005-2006, quindi in questa fascia d'età qua ci sono Raspadori che era un 2000 a Sassuolo, Barella che era 97, che è 97 Sì, sì. nel periodo del Cagliari, sto pensando, Icardi che era 93, giocava nella primavera della Sampdoria. Questi sono quelli i primi che mi vengono in mente, però sai, se oggi in Serie A hai dei giocatori, ragioniamo sugli italiani, che hanno fatto il settore giovanile di un certo tipo, soprattutto al nord, perché abbiamo avuto modo anche di giocare con la Roma ai tempi della primavera, c'era Frattesi, quindi... No, Scamacca sì, ma non lo ricordo, Okay. non lo ricordo. Però questi qua sono i nomi, i primi che mi vengono in mente. Però se i ragazzi italiani hanno fatto settori giovanili nelle società importanti, li abbiamo incontrati, capito? Sì. Locatelli era uno di quelli. Di Ma sai, Marco? sì, perché c'era anche lui, 97, Certo, sì. però non ce l'ho ben presente in una Forse quella partita. squadra addirittura si ricorda più Pinamonti di Marco. Magari, Assolutamente forse è sì, vabbè, lui, Bonazzoli. diverso. Sì. Guarda, Bonazzoli è un giocatore che sembrava Ma sai- spaccare il mondo, passatemi il Ma termine. quei ragazzi lì, cioè questi ragazzi qui italiani li hai visti? Ken Sì, con la Juve, 2000, no, tutti li ho visti, Sì. o gran parte, E insomma. comunque quello che le ha rubato di più gli occhi, diciamo, sono uno tra Raspadori, Barella. Sì, vabbè, su quelli, ti ripeto, vedi che c'è quel qualcosa di diverso. Adesso io parlo per i miei ragazzi. Quando ho avuto ragazzi che avevano qualità e talento, il bello di andare a vedere una loro partita non era tanto poi il risultato finale o meno, era aspettare che gli arrivasse la palla per vedere qualcosa, perché non erano mai banali. Noi in quel di Novara abbiamo avuto anche Chaya Mutir, che è il ragazzo che poi ha giocato a Como, che ha vinto il campionato. Questo era un altro, arrivava dal Belgio, un altro giocatore che era imprevedibile, cioè io gli ho visto fare delle cose che non erano normali, capito? E infatti poi ha fatto una buona carriera, ha avuto qualche problema fisico, si è perso un po' via, e quindi però su certi ragazzi vedi già che c'è quel qualcosa. Sì, Ma sì, può capisco. essere che questa cosa qua che veniva adesso detta si stia un po' perdendo nel tempo
il fatto che poi i giocatori, non dico che si inventino le cose, ok, però che vengano un po' troppo standardizzati a rispettare dei canoni, delle regole, dei compiti specifici. Magari no, nel senso non è che sto No, dicendo ti che- dico, noi, io porto i miei esempi, posso Certo, usare sì, questi. Quando ho avuto questi giocatori qua, gli veniva chiesto di fare un lavoro tattico perché giochi all'interno di una squadra e quindi fai parte di un gruppo, però non gli è mai stato tolto la possibilità di fare la giocata, di fare il tunnel, di fare, quella era la roba loro. È chiaro che poi dopo l'abilità di un giocatore o l'intelligenza di un giocatore è avere la capacità di fare la scelta giusta. La scelta giusta sta nel momento giusto, nella posizione in campo giusta, dove puoi fare certe cose e altre no. Però io non credo alla politica del viene tolto ai ragazzi la possibilità di fare, perché per me se c'è un ragazzo bravo a dribblare lo deve fare, ma poi in campo lo fa e lo deve fare lui. È che purtroppo si perso un pochino, diciamo così, il talento che magari prima era più naturale e più evidente, adesso magari fai un po' più di fatica ad andare a recuperare questo genere di discorso. Però i ragazzi, dal mio punto di vista o per la mia esperienza, non gli viene tolto niente. Più abilità hanno nel cercare di fare un qualcosa e più le devono utilizzare. Tant'è che ti ho fatto un discorso dicendo che a me quello che piaceva era vedere quel qualcosa di nuovo ogni volta che arrivava la palla nei piedi di quelli più talentuosi, capito? Sì, vabbè, quello poi immagino faccia sempre piacere, poi giustamente il responsabile del settore giovanile, Sì. avere il gioiellino magari che ti salta. Allora, quello sì, tante volte però i settori giovanili, a seconda anche di chi gestisce, sono orientati per far passare più il messaggio di come gioca, di come, e lì sono un po' più standardizzati, capito? Noi, ti ripeto, noi quando parlo di noi parlo di Novara o meno, vivevamo un pochino più le cose con semplicità e più in modo familiare, quindi l'abilità, anche perché non ci potevamo permettere, perché se io trovavo un buon giocatore non è che lo scartavo perché non rientrava nei nostri canali, era un buon giocatore e dovevamo portarlo avanti. L'obiettivo dei nostri allenatori era quello di valorizzare al massimo, cercando di utilizzare gli strumenti necessari, non di imporre uno strumento sul giocatore e limitarlo, capito? Quindi dal mio punto di vista, ripeto, i ragazzi sono sempre stati molto liberi nel cercare di fare le cose, anzi, più potevano mettersi in mostra e più era divertimento per tutti, capito? Infatti immagino. Beh, detto questo, io non so se il nostro regista che registra ogni tanto ha le domande, non so se è un'altra domanda bonus. No, dai, no. Allora, no, facciamo così. In realtà è una riflessione che giro e che diventa poi chiaramente una domanda sul fatto che adesso, per esempio, il nostro ospite diceva che magari lui lavorava in una maniera, però poi può essere che un'altra squadra, un altro settore giovanile di un'altra società lavori magari anche in una maniera, può essere che lavori in maniera diversa, corretto o sbaglio? No, è giusto, è giusto. Ok, e forse magari è una cosa un po' utopistica, però che non ci sia una direzione generale che tutti seguono. È un po' come se poi ognuno faccia il suo lavoro e poi c'è chi magari lavora un po' meglio, chi lavora un po' peggio, chi lavora in una direzione e chi lavora in un'altra direzione. E quindi magari si tende poi a non avere una linea da seguire e questo magari nel corso degli anni può essere un problema. Ma guarda, ti dico, secondo me no. Se tu hai persone preparate a gestire queste cose, ognuno può seguire la sua linea. Non dimenticare una cosa, e questa è una cosa che sottolineo io, un ragazzo che inizia a livello di settore giovanile deve entrare nell'ottica che quando farà il giocatore professionistico deve essere abituato ai cambiamenti. Perché se tu parti dal presupposto che in media può succedere che in una squadra cambi 3 allenatori, un ragazzo deve essere preparato a questo. Quindi nella mia politica non c'è un qualcosa che deve essere standardizzato anno dopo anno. A me stava bene che i ragazzi si confrontassero ogni anno con un allenatore diverso. Perdavamo magari quel qualcosa di conoscenza già del ragazzo che un allenatore, se li tiene per più anni, ha a disposizione. Ma ogni anno il ragazzo conosceva delle sfumature diverse e tutto questo serve per completare il più possibile un ragazzo, capito? Poi ritorniamo sempre al solito discorso, il calcio non è per tutti, ragazzi, il calcio è per chi è più bravo, è una questione di meritocrazia, qualcuno in queste cose qua ha l'abilità di riuscire ad emergere, qualche altro i continui cambiamenti possono essere per lui un limite, però questa è selezione. Infatti, selezione naturale a tutti gli effetti. Detto questo, io devo ricordare come sempre i nostri appuntamenti e vi dico già che Calcio Vero anche settimana prossima andrà in scena di venerdì sempre alla solita ora e non di giovedì come di consueto.
Allo stesso tempo ricordo che lunedì abbiamo D-Time a partire sempre dalle ore 8, campetto ore 8 invece il martedì e zona eccellenza dalle 6:30 di giovedì, quello rimane giovedì, non ci sono cambiamenti, Esatto, sì. nonostante la Serie D che andrà in scena comunque di giovedì proprio per le vacanze di Pasqua. Detto questo, io ringrazio il direttore per essere Grazie a stato voi, ospite grazie a voi. e lo ringrazio per averci accompagnato, comunque averci permesso di addentrarci anche nei settori giovanili italiani. Ringrazio come sempre Jacopo, il mio regista, qua al mio fianco, e ringrazio me stesso per essere qua oggi, no, scherzo. Detto questo, ringrazio tutti per averci seguito e come sempre vi ricordo di seguirci su Instagram, su Facebook e su tutti i social network su cui siamo presenti. Grazie mille a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Buona serata.